Una notte di terrore e sangue in zona Fiera a Treviso. La squadra mobile in poche ore è riuscita a ricostruire la dinamica che ha portato alla morte di un 52enne kosovaro. Indagini sterrate per gli agenti della squadra mobile di Treviso. 2 kosovari arrestati per l'omicidio, 1 è già indagato per favoreggiamento in omicidio stradale. Stadio di Riccione gremito nel pomeriggio per il funerale congiunto delle 7 vittime della strage in A4. Commozione e dolore, presente anche il sindaco di San Donà di Piave. Continuano a scatenare il dibattito politico nella Lega le parole a focus di Massimo Bitonci sulle difficoltà a ottenere le 23 materie per l'autonomia. Caro bollette, sono tornati in piazza dei signori, le famiglie e le attività produttive vicentive che non ce la fanno più a reggere costi in continuo aumento. Il governo Draghi ha stanziato fondi per risarcire gli internati nei lager tedeschi. In Veneto partono le prime cause. Uno studio legale del Vicentino ne ha raccolte 34 da depositare in tribunale. Il 13 ottobre di 200 anni fa la morte del maestro del neoclassicismo. Al via ufficialmente le celebrazioni. Bassano si prepara all'inaugurazione della mostra Io Canova, genio europeo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la cronaca e la notte di paura e sangue a Treviso, in zona Fiera per l'esattezza. Ebbene, in poche ore la squadra mobile è riuscita a ricostruire quanto accaduto, la dinamica che ha portato alla morte di un 52enne kosovaro, Rajip Kolgeci, 2 gli arrestati. I contorni di questa rissa devono essere ancora definiti in maniera puntuale e sono state arrestate 2 persone nei cui confronti sono stati acquisiti elementi di reità per quanto riguarda l'omicidio. Sono i kosovari Valmir Gashi ed Erfim Manzuka, di 32 e 50 anni, 2 fermati per l'assassinio di Rajip Kolgeci, 52 anni, l'uomo accoltellato al culmine di una violentissima lite in viale 4 novembre a Treviso. Gli stessi inquirenti parlano di una mattanza tra cinghie e coltelli che ha lasciato a terra altri uomini, 6 quelli portati in pronto soccorso con una prognosi tra i 15 e i 30 giorni, di questi 5 già dimessi. A parlare le tante tracce di sangue ancora presenti nella zona del delitto. Sullo sfondo un regolamento di conti, un debito non saldato di poco più di 500 euro. Creditore sarebbe stato il figlio della vittima, anche lui presente, ma quello che in un primo momento sembrava un agguato nel corso della giornata si è rivelato un appuntamento programmato fra bande rivali. È un fatto gravissimo che però ha interessato delle persone di origine straniera appartenenti a dei gruppi familiari che sono radicati, che vivono qui da anni, che si sono contrapposti per questioni economiche. Non si esclude che alla base ci siano anche questioni legate al settore dell'edilizia, ambito nel quale opera buona parte delle persone interessate. Il 32enne arrestato, Gashi, risulta inoltre attualmente indagato per favoreggiamento in omicidio stradale, quello che nel maggio 2021 costò la vita a Luciano Paro in via Podgora. A coordinare i lavori della squadra mobile guidata da Immacolata Benvenuto, la procura trevigiana, che procede per omicidio volontario e rissa aggravata. È un fatto molto grave, è un tipo di reato che turba gravemente la sicurezza di una città e la percezione della sicurezza che hanno i cittadini. Cercheremo di fare il possibile perché rimanga un fatto isolato e non si trasformi in un fenomeno. Verrà sottoposto a una particolare attenzione il fenomeno degli scontri fra stranieri, sicuramente verrà attenzionato in maniera particolare. E quella appena trascorsa è stata una notte di paura per i residenti della zona. Abbiamo avuto paura, una violenza così non si era mai vista, ci hanno raccontato. Eravamo dentro casa e si sentivano queste grida, queste cose qua. Uno per paura evita anche di uscire ormai, per cui non sono delle situazioni che lasciano un po' così, ecco. Tra i residenti di Viale 4 Novembre, paura è la parola più ricorrente. Alle 10 della sera questo angolo di Treviso, solitamente tranquillo, si è trasformato in un inferno. Con l'arrivo delle forze dell'ordine, alcuni partecipanti alla rissa mortale si sono dati alla fuga, nascondendosi negli androni e nei giardini privati. Gli stessi titolari del bar vicino, vista la scena, si sono barricati dentro, così anche i vicini condomini. La paura fa. Sentire tutti questi strilli, le autoambulanze, le sirene che arrivavano da un momento all'altro, i vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato, abbiamo riposato ben poco. Non siamo neanche scesi per paura
Allora siamo rimasti giù la serranda e non abbiamo più guardato tutto quello che si è verificato dopo la notte, dopo mezzanotte fino a stamattina a tarde ore. Il corpo del 52enne kosovaro accoltellato a morte è rimasto riverso a terra fino alle 4 del mattino in un clima surreale, con la polizia scientifica impegnata nei rilievi. A chiarire le cause del decesso sarà l'esame autoptico. Di certo l'uomo ha ricevuto più coltellate, una all'addome, una all'arteria femorale. Fatale però sarebbe stato un colpo in testa con un tubo di metallo. Non si fa ragazzi, è da aver paura veramente. Ma questa è una zona tranquilla solitamente? Da solito sì, è tranquilla. Aspettiamo che continua così. Io penso che sì. Alla base c'è un problema culturale, dice il sindaco di Treviso Mario Conte. Siamo pronti a costituirci parte civile. È evidente che c'è un problema culturale alla base di questi episodi. Ripeto, episodi che noi non vogliamo in alcun modo tollerare ed accettare, tanto da costituirci parte civile una volta che verrà fatta totale chiarezza e verranno identificati i responsabili di questi episodi. Treviso non è questa, scandisce il sindaco Mario Conte, pronto a portare le istanze del comune in un'aula di tribunale. Noi chiederemo i danni a queste persone, che deve essere un messaggio, un avviso a tutti coloro che pensano di trasformare Treviso in un campo di battaglia. Ecco, si sbagliano di grosso, perché qui le istituzioni, come hanno dimostrato e come stanno dimostrando, reagiscono e reagiscono anche in tempi veloci. Di un gran brutto segnale che fa temere si tratti della punta di un iceberg ha parlato il presidente della regione Luca Zaia, chiedendo un rafforzamento dei controlli sul territorio, fatti che non appartengono a Treviso, affermano da Fratelli d'Italia Gino Balbinotte e Davide Visentina, che legano tali fenomeni, testuali parole, alla presenza di culture poco compatibili con la democrazia moderna. A farsi sentire è anche Coalizione Civica. Se succedeva con Manildo, la Lega avrebbe parlato di Far West, la stoccata di Luigi Calesso. Dal canto suo, il primo cittadino si concentra sulla capillarità del sistema di videosorveglianza e sull'indagine lampo della squadra mobile supportata da carabinieri e polizia locale. Ringrazio le forze dell'ordine, ringrazio anche tutti quei cittadini che ieri sera hanno testimoniato, portando la loro testimonianza e le loro informazioni, perché rispondendo da comunità anche di fronte a questi episodi siamo riusciti nel giro di poche ore, la magistratura è riuscita nel giro di poche ore a far chiarezza su quanto è avvenuto. Nel frattempo, anche sulla scorta di precedenti controlli, la questura ha deciso di chiudere per motivi di ordine pubblico e sicurezza il bar Le Musa nelle vicinanze del luogo del delitto per 7 giorni. Voltiamo pagina. Nel pomeriggio nello stadio di Riccioni, funerali delle 7 vittime dello schianto della strage in A4 venerdì scorso. Nelle immagini di Teleromagna e Rimini Today il dolore di due comunità, quella appunto di Riccione e quella di San Donà. Era presente proprio il sindaco Cereser. Le 7 bare l'una accanto all'altra, ricoperte da una cascata di fiori e sopra appoggiate le foto di Massimo Pironi, Romina Bannini, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Luigi, Valentina Ubadi e Alfredo Barbieri. I feretri vicini anche nell'ultimo saluto, come vicine sono state le 7 vittime in quel maledetto viaggio lungo la A4. In migliaia si sono riuniti allo stadio Nicoletti per dire addio all'ex sindaco di Riccione, ai ragazzi e agli educatori del centro 21, per ricordare i loro sorrisi, il loro impegno verso gli altri, ma anche per dire loro grazie, come fatto durante l'omelia dal vescovo di Rimini, Monsignor Francesco Lambiasi. Il primo grazie lo vorrei rivolgere ai nostri indimenticabili fratellini e sorelline, che noi diciamo con parola incespicante scomparsi, perché non li vediamo. Eppure non sono né dispersi né si sono resi latitanti, perché Gesù è risorto e li ha messi in grado di vederci e di ascoltarci. E poi via via un grazie, anzi 7 grazie per ognuna delle vittime ricordate attraverso momenti di vita. E allo stadio Nicoletti ha voluto essere presente anche il sindaco di San Donà, sin da subito vicino alla comunità di Riccione. Noi del Veneto abbiamo avuto la possibilità di conoscere delle vite straordinarie per le esperienze di vita autonoma di persone con disabilità, per la testimonianza di un ex sindaco che ha deciso di interrompere la vita amministrativa e di dedicarsi all'attività di volontariato, insomma tanto che credo proprio ci farà riflettere a lungo e anche poterne trarre esempio.
Continuano a scatenare il dibattito politico all'interno della Lega le parole pronunciate a Focus da Massimo Bitonci sulle difficoltà a ottenere le 23 materie per l'autonomia. Le telefonate che ho ricevuto oggi e chi mi ha incontrato oggi dopo aver visto e aver sentito queste dichiarazioni dice: scusa, ma cosa andiamo a fare a Roma? Per Fabrizio Boron, uno dei fustigatori veneti della Lega cosiddetta romana, la cosa somiglia a un'equazione matematica. Se il 25 settembre il Carroccio ha preso uno schiaffo epocale in Veneto è anche perché le istanze del territorio sono andate a vuoto. Le parole di Massimo Bitonci 2 sere fa a Focus, tema autonomia e 23 materie, continuano a far discutere animatamente nel Veneto leghista già ferito. Nel momento in cui chiedi 23 materie, in un anno è difficile. Se noi partiamo invece da una legge quadro, che è la cornice, no? Una legge quadro, e dopo si fanno i decreti attuativi, magari si porta a casa più velocemente, si inizia. Mi sembra incredibile, perché far passare 4 anni e mezzo e non portare a casa nessun risultato e poi venire fuori con il fatto ma sai, 23 materie erano troppo e il percorso burocratico troppo lungo, forse chiederne meno sarebbe stato più facile portarla a casa. Mi sembra la giustificazione di chi non ha portato a casa nessun obiettivo. A questo punto mi chiedo perché abbiamo chiesto le 23 materie. Abbiamo chieste perché sono stabilite dagli articoli 116 e 117 della Costituzione le 23 materie. Mentre gli alleati di governo fissano già i paletti per il futuro. Valutiamo le 23 materie, non deve essere una questione a prioristica, deve essere conviene o non conviene ai cittadini portare in capo alla regione la legislazione di quella materia, sì, no, a quel punto si farà, se non è così si lascia dov'è. Caro bollette, sono tornate in Piazza dei Signori a Vicenza famiglie e attività produttive vicentine che non ce la fanno più a reggere i costi in continuo aumento. Sto sventolando bandiera bianca, che non vuol dire che ci arrendiamo, ma bandiera bianca ha tutto un altro significato. È un significato, basta ascoltare la canzone di Battiato, dove dice che una bandiera bianca vuol dire mettersi insieme e ripartire tutti insieme. Non vogliono arrendersi ma lottare. In Piazza dei Signori a fare rumore sono le famiglie e le attività produttive. Antonio è un pensionato, arriva da Torri di Quartesolo. Ho anche una famiglia, ho 5 figli, 5 nipoti, di conseguenza sto lavorando anche per loro. Lo Stato italiano può intervenire, lo può fare. Luigi arriva da Piovene Rocchette, ha un'azienda con 18 dipendenti. In questo momento ho sospeso le linee di produzione perché non posso produrre per i costi energetici e ho iniziato la cassa integrazione già da inizio luglio. Al momento noi attualmente lavoriamo al 20% perché non possiamo produrre con gli impianti. Ci è vietato proprio per il discorso di costo energia. Noi se lavoriamo con le macchine perdiamo soldi tutti i mesi, non guadagniamo nulla, perdiamo soldi. Sonia è la titolare di un bar di Vicenza. Per un imprenditore, anche il suo collaboratore, è famiglia. Questi sono problemi grossi. Se agosto 2021 ho speso 472, agosto 2022 1379. E non si può. Non si può, pagata ieri, in ritardo di un giorno, però sono riuscita a pagarla. La prossima, vediamo, non so neanche quanto mi arriverà. Il governo Draghi ha stanziato fondi per risarcire gli internati nei lager tedeschi. In Veneto partono le prime cause. Uno studio legale del Vicentino ne ha raccolte 45 da depositare in tribunale. C'era una volta la guerra e purtroppo c'è anche oggi. Qualcuno nel 2022 evoca un conflitto nucleare quando ancora bruciano le ferite di 80 anni fa. Sono già 45 le cause civili, 34 di famiglie venete, depositate in tribunale, con cui si chiede di risarcire i prigionieri e i discendenti degli internati nei lager nazisti. Del dossier se ne sta occupando l'avvocato Francesco Lanaro, sindaco di Cornedo Vicentino. In questi giorni, unitamente ai colleghi di studio Franco Lovato, Lara Dal Medico e Stefania Maule, abbiamo depositato in Italia ben 45 cause civili per accedere a un fondo di risarcimento danni nei confronti di coloro che hanno subito crimini contro la propria persona durante la Seconda Guerra Mondiale.
45 gli atti notificati alla Germania e all'Italia. In realtà non sarà la Germania a risarcire le famiglie degli internati nei lager tedeschi, sarà invece l'Italia, con un fondo da 54 milioni di euro, inserito in un decreto del governo Draghi nel marzo del 2022. Dal punto di vista morale è sicuramente, anche se siamo arrivati dopo 77 anni, 78 al risarcimento, è un riscatto morale da parte del nostro Paese. Certamente lascia un po' l'amaro in bocca che questi soldi non arrivino dalla Germania. Addio ai re del remo. Dopo quello di Sergio Tagliapietra Ciaci, oggi si sono celebrati anche i funerali di Beppi Fonger. Un'altra giornata di lutto per il mondo della voga alla veneta con il funerale di Beppi Fonger all'indomani delle esequie dell'amico Sergio Tagliapietra Ciaci, entrambi a Pellestrina, nella chiesa di Ognissanti. Per anni i due hanno formato una delle coppie più importanti del remo nel panorama lagunare. Entrambi avevano 87 anni e si sono spenti a poche ore di distanza l'uno dall'altra. Molti rappresentanti istituzionali e del mondo della voga presenti anche oggi. Una persona squisita, una persona che bravo, determinato e uno che non se la rendeva mai. Una delle cose che mi ha anche insegnato è che bisogna cominciare dopo e finire dopo. Certo. Quindi questo mi ha aiutato molto nella vita e nel lavoro. A ricordare Beppi anche il fratello Palmiro, compagno di molte competizioni. È bene che i giovani sappiano cosa hanno fatto i fratelli Fonger e che meriterebbero che entrassero nella storia. Dico una corbelleria, ma ci sono tante calli qui e non sarebbe male che una calle si chiamasse Calle Ciaci e un'altra Calle Fratelli Fonger. Dopo la carriera agonistica, Fonger si è dedicato all'allenamento dei gondolieri, in particolare delle donne, formando campionesse come Gloria Rogliani ed Ebola Scarpa. Oggi ad Asiago, nei pressi del Monte Zebio, ha preso avvio il rimboschimento del bosco degli 800 anni dell'Università di Padova. 5.000 piante di conifere e latifoglie in un territorio dove la tempesta Vaia ha duramente colpito. Oggi ad Asiago, nei pressi del Monte Zebio, ha preso avvio il rimboschimento del bosco degli 800 anni dell'Università di Padova. Il progetto, che si inserisce proprio nell'ambito delle celebrazioni previste per gli 800 anni dell'Ateneo, ha come obiettivo quello di far rinascere la superficie forestale di un'area di 8 ettari andata completamente distrutta da Vaia e localizzata nei pressi della Croce di Sant'Antonio. Alla cerimonia di piantumazione era presente anche la rettrice Daniela Mapelli. Abbiamo concesso all'Università questi 8 ettari di area boschiva e su ogni ettaro verranno piantate 2000 piantine dell'altezza di circa 30-40 centimetri. È un segnale importante che guarda avanti nella logica di intervenire nel dissesto creato da questo ciclone che ha fortemente condizionato i nostri boschi. Oggi si celebrano i 200 anni dalla morte di Antonio Canova. A Bassano si prepara all'inaugurazione della mostra Io Canova, genio europeo. 200 anni oggi. Il 13 ottobre 1822 moriva Antonio Canova, considerato dai contemporanei il più grande artista vivente. Fu celebrato come colui che aveva riportato la scultura a quelle vette sublimi che si riteneva spettassero solo al periodo classico. L'uomo, l'artista, il collezionista, il diplomatico sono i tanti aspetti messi in luce per la prima volta dalla mostra Io Canova, genio europeo, con cui i musei civici di Bassano gli rendono omaggio. Circa 140 opere tra sculture, dipinti, disegni e libri preziosi. Una mostra che sarà visitabile da sabato 15 ottobre fino al 26 febbraio. Un'esposizione curata da Mario Guderzo e Giuseppe Pavanello, con opere presentate al pubblico per la prima volta. E intanto arrivano al culmine le celebrazioni anche nella sua Possagno, che gli aveva dato i natali nel 1757.
mostre, pubblicazioni e lavori. Il 16 ottobre alle 11 il vescovo di Treviso, Michele Tomasi, presiderà la messa al Tempio. A seguire sarà inaugurata la casa natale dell'artista. Nel pomeriggio alle 18:30 il presidente della Fondazione Canova, Vittorio Sgarbi, terrà una lectio magistralis arricchita da brani musicali. Un'ultimissima notizia di cronaca con un incidente mortale accaduto poco fa a Vedelago, lungo la Postumia. A perdere la vita un ragazzo giovanissimo, la sua auto si è scontrata contro un furgoncino, l'abitacolo della vettura ha preso fuoco e il giovane è rimasto ucciso. Queste le informazioni, tutti i dettagli poi nell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dal Veneto è tutto, vi lascio le previsioni meteo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Un campo di alta pressione inizia ad imporsi con maggior vigore sul nostro territorio, dove il tempo sarà buono. Vediamo il dettaglio di venerdì 14 ottobre. Sul Veneto prevale il sole, cielo poco o parzialmente nuvoloso. Sulla pianura e nelle valli prealpine locali nebbie di notte e in dissolvimento di mattina. Temperature stazionarie minime tra 8 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 19 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese piogge. Temperature minime sui 10-15 gradi, massime intorno ai 22-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. La giornata inizierà con tempo soleggiato, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità e con possibili precipitazioni a nord in serata. Temperature minime intorno ai 9-10 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.